Repubblica e dal termine dei discorsi celebrativi, le rappresentanze in armi muoveranno per l'ammassamento ed il successivo sfilamento in parata. In Piazza del Popolo avranno luogo le seguenti cerimonie in successione di tempo: l'alzabandiera in forma solenne, la deposizione di una corona al monumento ai caduti da parte del Presidente della Repubblica, la consegna della bandiera nazionale, simbolo della patria, agli istituti scolastici di Vittorio Veneto. Avrà poi luogo lo sfilamento in parata delle unità nazionali ed estere, delle bandiere di guerra, dei gonfaloni, dei medaglieri, delle numerosissime rappresentanze delle associazioni nazionali combattentistiche d'arma e della rappresentanza delle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana. Anniversario della vittoria che dalla nostra città prende il nome. Felice coincidenza vuole che in questo giorno, 30 ottobre 1988, noi vittoriesi celebriamo il nostro particolare sessantesimo, perché fu proprio il 30 ottobre 1918 il giorno in cui il tricolore, portato dai soldati italiani vittoriosi, tornò a sventolare sulla nostra terra, e in questa stessa piazza si unirono e confusero nella stessa gioia i liberati con i liberatori. Si concluse in quei giorni, per gli italiani dei territori alla sinistra del Piave, l'anno dell'invasione che un po' tutti ci siamo abituati a definire l'anno di Vittorio Veneto. Un anno in cui, di fronte alla prova suprema, cambiò lo spirito stesso dell'Italia e crebbero e maturarono per gli italiani al di qua e al di là del fiume sacro nuovi valori.
Signor Presidente, onorevoli autorità, cittadini tutti, a 70 anni dalla vittoria, Vittorio Veneto, città consacrata al perenne sacrificio e ricordo e dell'eroismo dei caduti, degli invalidi, degli ex combattenti e reduci, consacrata al culto dei valori della patria, della sua unità, della sua indipendenza, della sua libertà, a questo dichiara di aspirare, di essere considerata dagli italiani quello che già fu nell'anima dei soldati vittoriosi liberatori del 30 ottobre 1918. Non solo la città della vittoria, ma anche e soprattutto città di pace, la città della pace. Che il futuro dell'Italia doni a tutti noi di godere i valori umani e civili che in Vittorio Veneto si riassumono e da Vittorio Veneto si esprimono. Prende la parola il Ministro per la Difesa. Signor Presidente della Repubblica, il Sindaco di Vittorio Veneto ha ricordato il significato di liberazione e di riscatto che il 70° anniversario della vittoria assume in questa città di nobile e fiera tradizione patriottica. Per la ricorrenza del 4 novembre il Ministero della Difesa ha disposto 2 iniziative volutamente sobrie, ma che spero trovino la sintonia del sentimento degli italiani. La prima iniziativa che si è svolta ieri, in coincidenza con il Congresso nazionale del Nastro Azzurro, è il restauro e la riapertura per il momento parziali del Vittoriano, in cui sono custodite le bandiere di combattimento dell'Unità d'Italia ai giorni nostri, raccolte accanto al sacrario del Milite Ignoto, simbolo del sacrificio del soldato italiano. La seconda iniziativa che si ripete tutti gli anni è il manifesto per il 4 novembre. E fra le fotografie del 1918, ingiallite dal tempo, ne abbiamo scelta una che rappresenta l'incontro tra i soldati e la gente di un paese del Veneto. C'è una mano femminile che appunta un fiore sulla divisa di un soldato giovanissimo. In quel gesto affettuoso, in quella capacità della gente umile di fondere insieme gentilezza ed eroismo, ci è sembrato di cogliere tutta l'intensità che unisce in un legame profondo, oggi come allora, il popolo italiano alle sue forze armate. Rendiamo onore alla memoria dei caduti, ai mutilati, ai decorati, ai reduci, ai cavalieri di Vittorio Veneto, alle associazioni d'arma, oggi riuniti con i militari in servizio a Vittorio Veneto intorno al tricolore. Viva le forze armate, viva l'Italia! Ha inizio la cerimonia dell'alta bandiera in forma solenne.
politica che pone una colonna d'addosso. Le bandiere, l'ordinario militare Monsignor Gaetano Bonicelli. Diamo la tua benedizione su queste bandiere, simbolo dell'unità non solo territoriale ma morale della nostra patria.
Tra breve la brigata di formazione renderà gli onori al Presidente della Repubblica.